Avete ben presente le batterie che vengono utilizzate per il potatore GTA 26, che è la stessa batteria che utilizziamo per il rifinitore HSA 26 e per l'aspiratore SEA 20. La stessa batteria da oggi può andare a alimentare altre due tosasiepi. Questa è la novità che vi voglio presentare, l'HSA 30 e l'HSA 40. Venite con me e ve li faccio vedere. HSA 30, il nuovo tosasiepi che, come vi ho anticipato, va ad utilizzare la stessa batteria, la AS2. Il vantaggio che può avere questo tosasiepi è che, avendo già un parco macchine, come vi ho detto prima, o del potatore o di altri attrezzi che portano la stessa batteria, posso avere un'autonomia maggiore perché dispongo di più batterie. Abbiamo un'autonomia con questa batteria di 50 minuti, abbiamo il passo fra le lame, cioè la larghezza fra una lama e l'altra, che è 22 mm, e pesa solamente 2,2 kg, e la barra complessivamente ha 45 cm di lunghezza. Ha un'autonomia stimata per quanto riguarda la superficie di 50 metri quadri. Uno dei vantaggi che si possono avere con l'acquisto di questo tosasiepi è che posso acquistare il tosasiepi senza batteria e senza caricabatterie ed utilizzare quello che già possiedo e quindi avere un costo più basso nell'acquisto. Qui invece abbiamo l'HSA 40 che si differenzia per una maggiore autonomia, maggiori metri quadri eseguiti, 50 cm, 5 cm in più di barra con 24 mm di passo, cioè 24 mm di distanza fra un dente e l'altro. Pesa 2,3 kg. Qui possiamo notare che abbiamo una maggiore autonomia perché nel kit base che viene fornito ci sono due batterie AS2. È anche vero altresì che noi possiamo acquistare questo tosasiepi senza batterie e caricabatterie se siamo già in possesso delle stesse batterie acquistate con altri attrezzi. HSA 30 o HSA 40, non lo so, comunque o HSA 30 o HSA 40, basta che sia una delle due. Ciao a tutti!